Era il 27 gennaio del 1945, quando le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Una data destinata a rimanere indelebile tra le pagine della storia e ricordata anche oggi, 28 gennaio 2019, a Conegliano. Una data indelebile che però deve rimanere viva nel nostro ricordo e non deve essere solo un ricordo formale. Per cui oggi siamo qua insieme alle scuole, insieme a tutte le associazioni combattentistiche d'arma, insieme a tutte le autorità civili e militari proprio per ricordare questo, per ricordare una giornata che deve essere da monito e deve insegnarci che non esiste un futuro senza ricordare il passato. Il passato in questo caso è un passato triste ma che deve essere, ripeto, da monito per il nostro futuro. Dico soprattutto di studiare, di leggere i diari di queste persone che sono state nei campi di concentramento e capire cosa vuol dire essere privati della libertà. Solo così riusciremo a mantenere viva la fiammella della democrazia che deve essere il faro che ci deve guidare. Perché è giusto che queste cose non vadano dimenticate. Noi lo facciamo anche proprio perché non si dimentichino gli orrori che sono successi molti anni fa e perché questi orrori non si ripetano. La cosa fondamentale è proprio parlare con le scuole che ogni anno, devo dire, rispondono in maniera massiva, rispondono in maniera eccezionale. Anche quest'anno abbiamo rappresentanti di tutti gli ordini e grado, dalle primarie alle scuole superiori, e quindi questo ci fa molto contenti. E sicuramente vale la pena ricordare anche il viaggio che faremo a Mauthausen il 17 e 18 marzo prossimo, che è un viaggio che sistematicamente riproponiamo ogni anno. Una volta andavamo ad Auschwitz, da 2 anni andiamo a Mauthausen anche perché su richiesta delle scuole Grava, perché voi sapete che Grava, al quale è intitolata la scuola, è stato internato a Mauthausen ed è purtroppo scomparso a Mauthausen. Non dimenticare è il monito risuonato più volte in questa giornata. Non dimenticare il passato per riflettere su presente e futuro.